Brano in programma di Gianni Celeste è Nullati Tante. Questa è una canzone veramente bellissima che voglio dedicare a tutte le persone lontane da casa, a tutti gli ammalati, alle persone che soffrono. Ci associamo. E da parte mia a tutti i ragazzi e le ragazze delle case circondariali con un bacione per Pino D'Angelo e Enzo Gioia. Gianni Celeste, Nullati Tante. Ciao amore mio. Venite qua, belle papà. Mi raccomando, facete buono e non la facete per la collera a mamma. Che la serie è cominciata, strada lunga, la paura che non sai si può fermare. Ma non è già fatto in furetto pensiero per tua moglie che non può stare insieme a te. E che l'occhio creatore non capiva la ragione che parattiva solo tu. Ti stregnesti forte forte e poi non danno vivesti più. Non la ti danno, non tiene più niente, non danno bene. Scusa la gente, non devo avere cantamenti importanti per fare un regalo che aspetta papà. Non ha di tanti una voglia dove non vanno caro per te sei innocente, telefona a casa per te solamente, rimane il Natale volesse tornare. Basta una busta di porta per te fare saltando letto e non ti faccio dormire. È difficile ogni notte a trovare solo non pace che ti aiuta a non morire. E se fosse ancora ieri che non viene che mattina ti scendava col caffè. Risate che creatura che pazziavano con te. Non ha di tanto, non danno più niente, non danno bene a nascondere la gente. Non devo avere cantamenti importanti per fare un regalo che aspetta papà. Non ha di tanto, una voglia dove non parlo caro per te sei innocente. Telefono a casa per te solamente, rimane il Natale volesse tornare. Non ha di tanto, non perda speranza, non può tornare, io sarei dalla stanza, tu non sarai pure fuori tutto il mondo, nemmeno se chiami e potessi morire. Non ha di tanto, una voglia dove non parlo caro, per te sei innocente, telefono a casa per te solamente. Ma nel Natale volesse tornare. Bravo, bravissimo, bravo. Nullati Tante, un grande pezzo. Si può definire così, un grande pezzo, che noi l'abbiamo dedicato a tutte le persone lontane, gli ammalati, tutti i sofferenti. A tutti quanti. E questo brano è latitante da parte di Vittorio, uno degli organizzatori della serata, con un grosso applauso da parte di Vittorio. Sì, un saluto, per Pino D'Angelo e Enzo Gioia. Volevo fare un saluto all'amico Vittorio, all'amico Catalano, agli organizzatori dello spettacolo di domani che si farà a Milano al Palalido.
Ricordiamolo. Io e Angelo Mauro. Dal vivo domani al Palalito di Milano, a 2 passi da Torino. Ecco, vorremmo chiedere tantissime cose a Gianni, ma è stanco, deve andare a dormire perché domani c'è un grande concerto, però noi a salutare Gianni Celeste e Angelo Mauro abbiamo Luciano Lupo. Dov'è Luciano? Signor Luciano? Dov'è Luciano? Eccolo qua. E abbiamo il nostro amico Franco Gaschione, un applauso, vieni Franco. Faccio io l'onore di casa per Franco. Ciao Franco. Quello glielo abbiamo fatti già pure noi. Sì, ma io lo conosco da una vita. Prima di noi, meglio. Ora devo dire una cosa che è importante. Questa volta ha perso Gianni Celeste per un punto. 24 LP, 25. La correttezza, però Gianni fa sempre no, ma ce l'ha. È un onore per Torino, per noi che siamo addetti ai lavori, avere questi 2 nomi, questi grandi cantanti. Prima per umiltà e poi perché portano nelle case la speranza e l'amore per tutti. La signora piemontese che diceva i piemontesi amano la canzone napoletana perché siamo noi che ci facciamo amare, siamo noi che siamo arrivati in punta di piedi e ci ne usciamo in punta di piedi. Un applauso a Luciano. Salutare voi è poco. Gianni, scusami, Angelo con profumo e lui con Taccarezzo. Noi diamo la mano a tutti quanti, veramente, alle persone che hanno bisogno. Se i signori possono parlare più piano. Ma la tua voce si sente forte a casa. No, io parlo di quelli signori che gridano che Silenzio per cortesia. Se parlano più piano forse. No, ma sai perché stanno facendo? Perché io non l'ho detto prima, comunque qui c'è la regia intasata di telefonate, però noi ci scusiamo per le brave persone che hanno telefonato. Diciamo grazie. Abbiamo preferito non prendere telefonate perché avevamo pochissimo spazio. Noi vi ringraziamo ugualmente che avete chiamato, lo sappiamo. Avremo modo di prendere tante altre telefonate il prossimo venerdì, non vi preoccupate, vi accontenteremo a tutti. Vogliamo dire pure, Luciano, dimmi. No, io pregherei una cosa. Gianni Celeste, l'amico Franco e Angelo Mauro che faccio un applauso a Salvatore. Salvatore, tu ce lo presenti adesso. Ora, poi lo presenterò io, Salvatore, però prima voglio dare il microfono all'amico Franco. Un applauso a Franco. Io sono venuto solo a salutare un siciliano e un napoletano che hanno fatto una cosa che mancava a Torino, un programma sul Napoli. Ci mancavate ragazzi e quindi io sono venuto a dirvi solo grazie, cioè solo questo a nome di tutti i napoletani come me, quelli veraci che hanno bisogno di avere qui degli amici che cantano napoletano e ci fanno ricordare Napoli. Io sono fuori lontano da Napoli dall'81, pensate un po', sono 16-17 anni che vivo a Torino. Però continuo a parlare napoletano quando faccio i miei programmi, non me ne frega niente, la mia lingua è universale. Grazie a voi, ecco, continuate così. Grazie Franco, veramente sei stato gentile aver accettato il nostro invito. Siamo arrivati al sodo. Alla fine però io volevo dire una cosa su Angelo Mauro, che Gianni, l'ho detto prima, signori miei, guardate. È bello, A me non piace. A lui gli piace Sandrino allora. A me piacciono le donne. A proposito di donne saluto a tutte le belle donne, in particolare a chi mi sta a cuore. Mi posso associare alle donne quando si parla di donne? Perché sono le belle? Tutti salutano le belle donne, e le meno belle. A tutte le donne. Le meno belle. Ecco, noi allora vogliamo salutare Luciano e... Finisco in 2 minuti così e lasciamo cantare i ragazzini e loro l'ascoltano. Gianni, 100 di questi giorni, che sono veramente felice di sentire l'ultimo tuo lavoro, molto bello. Gianni Celeste non ha bisogno di presentazione, Angelo Mauro non hanno più bisogno di presentazione. Dopo 25 LP che presentazione ci dobbiamo solo dire grazie che sono venuti nel nostro programma. Grazie. Napoli, che passione. E ricordiamo domani Luciano. Palalito di Milano, questo grande concerto, Angelo Mauro e Gianni Celeste dal vivo domani al Palalito di Milano. Devo salutare un signore
che dopo 40 anni ci incontriamo con Vito Catalano, mio paesano, compagni di sventura E di avventura. avventure Ciao Catalano, un saluto da parte nostra, Anche pure da per noi. Vito Ciao, Catalano, Vito. per Grazie. lo Iacono, per tutti coloro che si sono hanno impegnati. portato. Un salutone e un bacio, un applauso per Gianni Celeste Celeste e Angelo Mauro. non le facciamo andare, io dico 2 parole solamente. No. Oggi è il centenario di O Sole Mio, il centenario Napoli Bella e poi il centenario di Totò.